L'ha rifatta ancora la seconda volta nell'arco dello stesso pomeriggio alle 15 a San Zaccaria. La sua spacconeria però gli è costata cara. Si trova alla Smart Control Room, interrogato dalla municipale. È un turista di origine asiatica il protagonista di questo video che documenta l'ennesima bravata avvenuta a Venezia. In pieno stile parkour tra oscillazioni e volteggi si arrampica con estrema facilità sul tetto del vaporetto in piena navigazione nel bacino di San Marco. Questo è il video della prima cafonata, sono le 14, rimane sopra il tetto del vaporetto nonostante le sirene della polizia locale annuncino il loro imminente arrivo, ma in questo caso il ragazzo è decisamente più lesto e veloce. Tra un salto e un'acrobazia, il vaporetto attracca, fermata Arsenale, arriva anche la polizia locale, ma dello spaccone non c'è più traccia. La sua fuga però, come detto, durerà poco. A incastrarlo la maglietta gialla e berretto bianco, ma soprattutto la sua smania di protagonismo e i suoi gesti cafoni verso Venezia. Il video diffuso sui social, divenuto subito virale, condanno con fermezza quanto accaduto questo pomeriggio. Mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri per un video sui social è un atto incosciente e imprudente, ha dichiarato il presidente della regione del Veneto Alberto Stefani. Sdegno anche da parte della consigliera Monica Poli, alias Lady Pickpocket, per il suo impegno nella tutela del decoro urbano e nella lotta contro i borseggiatori. Io non la chiamerei bravata, questo è l'ennesimo sfregio verso la nostra città da parte di gente che non ha rispetto. Ci devono essere delle regole a questo punto, ehm, perché Venezia non è un parco di divertimento.